Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma prima i titoli. Terremoto giudiziario in Calabria, indagati il presidente della regione, il sindaco di Cosenza e altre 18 persone, tra politici, tecnici della regione e imprenditori. L'ipotesi d'accusa formulata dalla procura di Catanzaro è di associazione a delinquere. L'inchiesta si è abbattuta come uno tsunami nell'agone politico calabrese. Oliverio dice che nessun giudice condividerà questa accusa. Occhiuto spiega di aver sempre agito per il bene della città. Siglato l'accordo di collaborazione tra la Guardia di Finanza, la Procura di Castrovillari e l'INPS, obiettivo contrastare la piaga del caporalato nella piana di Sibari. Il più grande datore di lavoro in Calabria è l'INPS, lo ha detto il direttore regionale dell'Istituto di Previdenza, che ha anticipato al nostro TG i dati relativi al 2018. C'è attesa per l'arrivo dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria, pronta la lista. In un magazzino nascondeva armi e munizioni, denunciato un pensionato a San Calogero nel Vibonese, l'operazione dei carabinieri. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque un vero e proprio terremoto giudiziario in Calabria, 20 le persone indagate tra politici, tecnici della regione e imprenditori nell'ambito dell'inchiesta della procura di Catanzaro denominata Passepartout. Tra i destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini il presidente della regione e il sindaco di Cosenza. L'ipotesi d'accusa formulata dalla procura è di associazione a delinquere. I nostri servizi, vediamo. C'è una nuova inchiesta della Procura di Catanzaro che rompe nella politica calabrese. Il presidente della regione Mario Oliverio, l'ex vicepresidente Nicola Adamo del PD e il sindaco di Cosenza Mario Chiuto di Forza Italia sono indagati insieme ad altre 17 persone, 20 in tutto, che hanno ricevuto un avviso di conclusione indagini. Le ipotesi d'accusa sono quelle di associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture, turbativa d'asta e corruzione. Secondo i magistrati in Calabria ci sarebbe una vera e propria cupola formata da imprenditori, politici e tecnici, i quali avrebbero deciso come gestire gli appalti. Nel mirino della magistratura 3 grandi opere: la metro leggera Cosenza Rende, il nuovo ospedale della città dei Bruzzi e il museo di Alarico. Dalle pagine dell'inchiesta della Procura di Catanzaro si racconta di accordi, scambi e promesse. Trapela che la metro leggera e il nuovo ospedale sarebbero stati viziati da turbative d'asta, truffe nelle forniture pubbliche, nonché da episodi di corruzione. Il museo di Alarico sarebbe stato invece lo scotto pagato al primo cittadino di Cosenza in cambio del sì alla metro leggera. Uno dei filoni dell'inchiesta riguarda infine le presunte manovre che avrebbero portato alla fine anticipata della prima consigliatura di Occhiuto, che, come si ricorderà, si chiuse con le dimissioni di diversi consiglieri. Sono indagati per questo capitolo di indagine Luca Morrone, già consigliere comunale, e Luigi Incarnato, consigliere regionale, il cui ruolo sarebbe stato quello di convincere i consiglieri alle dimissioni. In cambio avrebbe ottenuto l'incarico di commissario liquidatore della Sorical. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati da Guardia di Finanza e Carabinieri. Filmati, conversazioni, documenti, consulenze tecnico-specialistiche nel faldone dell'inchiesta della Procura di Catanzaro denominata Passepartout, che ipotizza l'esistenza di una cupola tra politici, tecnici e imprenditori, un'associazione per delinquere che, secondo gli inquirenti, aveva lo scopo di intorbidire gli appalti. Secondo il PM Vito Valeri, che ha condotto l'inchiesta con il coordinamento del procuratore aggiunto Capomolle e del procuratore Gratteri, il presidente Oliverio sarebbe il promotore dell'associazione insieme all'ex consigliere regionale Nicola Adamo. Quest'ultimo avrebbe suggerito al governatore le principali strategie. Oliverio sarebbe il referente politico istituzionale degli associati, degli amministratori pubblici e degli imprenditori privati in ordine agli sviluppi delle procedure di gare pubbliche bandite dalla regione. Secondo gli inquirenti, il presidente Oliverio avrebbe piegato la propria funzione pubblica per il raggiungimento di interessi privati. Nicola Adamo, sempre secondo le accuse, avrebbe determinato le principali scelte politico-amministrative e sarebbe il deus ex machina
disciplina delle gare pubbliche bandite alla Regione. Insieme al dirigente del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria, Luigi Zinno, già indagato nell'inchiesta Lande Desolate, e al direttore generale delle Ferrovie della Calabria, Giuseppe Lo Feudo, avrebbero favorito l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione della metroleggera di Cosenza, una catena che arriva fino alle imprese come quella di Pietroventura, ritenuto dagli inquirenti contraente privilegiato e beneficiario delle principali commesse ferroviarie, e ancora Rocco Borgia, che avrebbe veicolato l'aggiudicazione a CMC della gara per la metroleggera di Cosenza e al gruppo STEAM dello studio di fattibilità del nuovo ospedale di Cosenza. Adamo e Oliverio, insieme a Luigi Incarnato, attuale commissario liquidatore della Sorical, sono indagati anche per traffico di influenze per la vicenda che portò alla caduta della prima giunta comunale di Cosenza guidata da Mario Occhiuto, sfiduciato dai suoi stessi consiglieri comunali. In quella parte dell'inchiesta è indagato per corruzione anche Luca Morrone, all'epoca presidente del Consiglio Comunale. Per lo sgambetto ad Occhiuto, Adamo e Oliverio avrebbero promesso ad Incarnato incarichi pubblici e a Morrone la possibilità di diventare vice sindaco o avere un incarico di ingegnere presso la Regione Calabria. Ma il sindaco Occhiuto, se in uno dei segmenti dell'inchiesta è parte lesa, in un altro è accusato di corruzione. Per sottoscrivere l'accordo di programma per la realizzazione della metroleggera avrebbe accettato la promessa fatta da Oliverio, tramite il dirigente Luigi Zinno, di ottenere i finanziamenti e la copertura amministrativa per realizzare il Museo di Alarico. Ma nell'inchiesta non ci sono solo gli appalti sulle grandi opere a Cosenza. La Procura di Catanzaro contesta anche la nomina effettuata dalla Regione di Giovanni Forciniti alla guida di Calabria Lavoro, iter che secondo i magistrati di Catanzaro presenterebbe delle irregolarità. Forciniti è un altro indagato nell'inchiesta Passepartout. Fortunato Varone, dirigente generale della Regione, hanno ricevuto un'ordinanza di sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio emessa dal GIP di Catanzaro su richiesta della Procura. E l'inchiesta, come dicevamo, si è abbattuta come uno tsunami nell'agone politico calabrese. Le persone indagate respingono le accuse. Oliverio dice che nessun giudice condividerà questa accusa, mentre Occhiuto spiega di aver sempre agito per il bene della città. Dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini nell'ambito dell'inchiesta Passepartout della Procura di Catanzaro, Occhiuto e Oliverio respingono le accuse. Per il governatore Oliverio quelli che vengono contestati sono normali atti amministrativi. Mi si contestano fatti che sono riconducibili all'esperienza precedente alla mia guida della Regione. Per esempio la metropolitana Cosenza-Rende è stata appaltata nel settembre del 2014, io sono arrivato a guidare la Regione a dicembre del 2014, così come altri fatti che sono riconducibili ad un'attività normale di esperienza, di attività amministrativa, politico-amministrativa. Sono quindi dal punto di vista personale assolutamente tranquillo e rivendico piuttosto un'azione tesa a bonificare la vita della Regione, perché nella nostra esperienza di governo c'è stata una bussola, quella della legalità. Non nego quindi una profonda amarezza per quanto sta avvenendo. Il mondo si rovescia e naturalmente mi interrogo perché il mondo si presenta in modo rovesciato. Questo non ci farà demordere, combatterò fino in fondo, perché come è avvenuto in altre circostanze e per altre vicende c'è fiducia nella giustizia, c'è un giudice che farà emergere la verità, che dirà la verità. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, dice di aver agito nell'interesse della città. Ho chiesto agli avvocati di essere sentito al più presto, quindi abbiamo concordato appunto si presenterà a breve una richiesta ai magistrati perché mi sentano, perché voglio chiarire subito qualunque aspetto che possa riguardare la mia persona. In questi anni ho sempre chiesto, anche ottenuto finanziamenti per la città di Cosenza e mi sono sempre adoperato esclusivamente per il bene della città. E anche in questo caso devo dire che gli stessi inquirenti mi accusano di aver ottenuto un vantaggio per la città di Cosenza, quindi vorrei capire in che cosa consisterebbe, diciamo, in cosa consisterebbe questa accusa. Oltretutto avrei dovuto sottoscrivere un patto illecito con Oliverio e con altri che poi lavoravano
dietro le mie spalle contro di me, come ho sempre poi pubblicamente denunciato e come anche da questi atti emergerebbe. Anche il commissario liquidatore della Sorica, Luigi Incarnato, indagato per traffico di influenze illecite, respinge le accuse che definisce risibili e infondate. Incarnato fa sapere che chiederà attraverso il suo legale di essere sentito dai magistrati per chiarire la vicenda. Lotta al caporalato, siglato l'accordo di collaborazione tra la Guardia di Finanza, la Procura di Castrovillari e l'INPS. La firma questa mattina nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza per l'accordo di collaborazione che ha l'obiettivo di prevenire e reprimere le truffe nel settore agricolo e del caporalato. Nella Sibaritide lavorano, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, 5.000 aziende, ma il sistema di illegalità è molto diffuso. Si tratta di migliaia di soggetti, qui abbiamo ogni anno alcune migliaia di soggetti che percepiscono indebitamente i contributi. Si tratta di interi nuclei familiari, veri e proprie piccole comunità che spesso poi si spostano da un'azienda agricola ad un'altra per percepire indebitamente o indennità di disoccupazione o maternità o altri sussidi dello Stato. Questo ovviamente priva, oltre che essere attività illecita, priva di risorse importanti il nostro Paese. Dai dati resi noti dalle Fiamme Gialle, nel periodo tra il 2015 e il 2019 i contributi illecitamente percepiti ammontano a più di 25 milioni di euro. La collaborazione siglata e operativa da oggi potrà ridurre i tempi di intervento. La maggior parte però delle notizie di reato che arrivano in procura non subiranno più la perdita di tempo, diciamo così, tecnica tra accertamento dell'INPS, accertamento delle Guardie di Finanza, delega da parte della Procura della Repubblica, quindi una tempistica che spesso si articolava attraverso 3-4 anni addirittura, il che significa che per reati che sono soggetti a prescrizione breve praticamente significava svolgere l'attività a perdere, come suol dirsi, e quindi ci aspettiamo di ridurre i tempi di intervento, che significa intanto assicurare che chi ha commesso i reati venga portato a giudizio in più breve tempo possibile e in caso di responsabilità penali conclamate arrivare a una sentenza definitiva in tempi utili prima della prescrizione, e questo poi significa poter confiscare quello che andiamo a sequestrare. È un meccanismo complicato che noi cerchiamo di affrontare con gli strumenti che abbiamo. La sanità c'è attesa per l'arrivo dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere della Calabria. Pronta la lista. I commissari delle ASP e degli ospedali estromessi senza alcuna procedura, via, fuori in un attimo, dalla sera alla mattina, il tempo necessario, cioè dell'entrata in vigore dell'ormai famoso decreto. Ora c'è il rischio che i commissari messi alla porta possano chiedere il conto alla Regione, atteso che non è stata avanzata nessuna contestazione sul lavoro svolto. Ma questa è un'altra storia, i cui capitoli si cominceranno a scrivere non appena questa prima fase di stravolgimento sarà ultimata. Intanto domani il decreto approderà sul tavolo della Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni per un primo esame. I componenti, vale a dire gli assessori regionali alla sanità di tutte le regioni d'Italia, valuteranno, entrando nel merito del provvedimento, sia i primi 3 articoli che riguardano la Calabria che il resto del decreto, che contiene una serie di norme non strettamente legate all'emergenza calabrese. L'appuntamento non è di poco conto, perché è la sede deputata per verificare, anche se ci sono, i presupposti di anticostituzionalità, così per come paventato dal governo della regione. Insomma, mentre il commissario Cotticelli scorre l'elenco dei possibili nuovi manager a cui affidare la guida delle ASP e delle aziende ospedaliere, elenco che dovrà poi essere condiviso con la Regione, la quale a sua volta avrà 10 giorni di tempo per valutare e decidere se accettare o meno le scelte del commissario. Se dalla cittadella la risposta sarà negativa, spetterà al governo la decisione finale. Intanto che i giorni passano e in attesa dei nuovi gestori delle strutture sanitarie, che come più volte affermato dalla ministra Grillo saranno di specchiata professionalità, c'è da far funzionare gli ospedali, che non è proprio la più banale delle attività, visto le continue lamentele dei cittadini. Ma di questo nel decreto non v'è traccia, c'è molta attenzione sui costi, nulla o quasi sulla qualità del servizio da offrire ai calabresi. Intanto, sempre per la sanità,
i sindacati si mobilitano. Baldari, Giordano e Bartoletti, e cioè CGIL, CISL e UIL, hanno deciso che occorre mobilitarsi per i gravi problemi sanitari. Questa volta però non una mobilitazione nel senso classico del termine, ma un qualcosa di nuovo che abbracci la politica e la proposta. L'appuntamento è per il 9 maggio nella sede della Regione. L'iniziativa coinvolgerà, almeno questo è l'intento dei sindacati, oltre ai vertici nazionali delle organizzazioni, il Presidente della Regione Oliverio e il Commissario Cotticelli. L'intento è creare uno spazio aperto di dibattito tra tutti gli attori istituzionali e sociali che a vario titolo sono coinvolti nella governance del sistema sanitario calabrese. Un modo nuovo, non tradizionale, e assai propositivo nell'affrontare uno dei temi maggiormente attenzionati dai cittadini calabresi. Basta, insomma, con le strumentalizzazioni di parte. La situazione è talmente grave che non c'è spazio per operazioni di questo tipo, scrivono i 3 sindacalisti. Nel corso dell'iniziativa verrà esposto un piano d'azione elaborato dal sindacato con il contributo di quanti vivono quotidianamente sulla loro pelle tutte le difficoltà operative del settore. Il più grande datore di lavoro in Calabria è l'INPS, lo ha detto il direttore regionale dell'Istituto di Previdenza che ha anticipato al nostro TG i dati relativi al 2018. Il più grande datore di lavoro in Calabria è l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. A spiegarlo il direttore regionale Diego De Felice, che ai nostri microfoni anticipa i dati relativi al 2018. La nostra è una regione, lo sapevamo, ma la conferma dei numeri restituisce l'entità del fenomeno che vive per lo più di sussidi e pensioni. Per quanto riguarda la disoccupazione agricola in Calabria, noi nel 2018, quindi dati consolidati, abbiamo erogato 99.479 prestazioni. Per quanto riguarda le NASPI, quindi la disoccupazione da NASPI, 84.696 domande. Chiaramente non tutte vengono accolte, però questo è il fenomeno. Per quanto riguarda la disoccupazione collegata, 2.051 domande. Queste solo in termini quindi di disoccupazione agricola e non agricola, e quindi attività assistenziali. Poi non dimentichiamo che ci sono tutti la previdenza, tutti i pensionati, quindi che è un altro settore che legato ai contributi ma che vive grazie all'erogazione dell'istituto. Quest'anno nel bilancio dell'INPS anche il reddito di cittadinanza. Finora in Calabria abbiamo avuto come domande ad oggi 85.152 domande. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza sono 32.226. Chiaramente, essendo la provincia più grande, anche in proporzione abbiamo avuto queste domande. Non tutte verranno accolte, al momento circa il 75% delle domande vengono accolte. E da aprile quota 100 con l'uscita anticipata dal lavoro sia pubblico che privato. Noi al momento abbiamo avuto in Calabria 4.924 domande per quota 100. Dal 1° aprile inizia la decorrenza del mondo privato, dal 1° agosto quella del mondo pubblico. Per quanto riguarda già accolte, quelle con decorrenza aprile, giusto per dare aprile, noi abbiamo avuto di queste domande totali che le dicevo, 1.996 sono arrivate in Calabria e 1.219 le abbiamo già accolte. Per quanto riguarda Cosenza noi abbiamo avuto totale di domande di pensione quota 100, 1.895 domande, di cui su decorrenza aprile 878. Torniamo alla cronaca. In un magazzino nascondeva armi e munizioni, denunciato un pensionato a San Calogero nel Vibonese. Operazione dei carabinieri della stazione di San Calogero che hanno effettuato una perquisizione in un locale di proprietà di un uomo di 72 anni. Tutto è partito dal fatto che nei giorni precedenti i militari avevano notato nell'uomo un'insolita agitazione nel corso dei controlli effettuati di routine ma nella zona della sua residenza. Insospettitisi, i carabinieri hanno avviato una serie di controlli nell'abitazione di residenza dell'uomo e così in un manufatto adiacente che in passato era stato di proprietà della stessa persona, adibito a magazzino, i dubbi dei carabinieri si sono dimostrati corretti. Infatti, la perquisizione ha consentito di individuare su un muro perimetrale un intercapedine al cui interno era stato ricavato un vano utilizzato come deposito di un fucile d'assalto Kalashnikov HM70, 2 caricatori bifilari, 30 cartucce calibro 7,62, tutto in perfetto stato d'uso. Non solo, le ricerche si sono estese nelle aree circostanti ed è sotto un cumulo di rifiuti occultati all'interno di un vecchio frigorifero che è stata trovata una pistola semiautomatica Beretta 9 mm, 2 caricatori
dollari per l'arma in questione e 48 cartucce calibro 9x21. Le armi sono state tutte poste sotto sequestro e l'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per i reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di arma da guerra. Per mesi ha vessato la moglie costringendola a subire aggressioni e umiliazioni. Per questo gli agenti del commissariato di polizia di Paola hanno arrestato un uomo di 37 anni eseguendo un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Paola su richiesta della procura. È stata la donna a denunciare il marito dopo i ripetuti maltrattamenti e le lesioni subite. L'uomo è stato adesso posto agli arresti domiciliari. Truffa e bancarotto, un imprenditore avrebbe aggirato la legge costituendo una nuova società intestata alla madre, accaduto alla Mezzia Terme. L'uomo, un cinquantenne, è stato posto ai domiciliari, sequestrati beni per oltre 1 milione di euro. Aveva girato la legge riutilizzando gli impianti dell'azienda fallita dopo la bancarotta per costituire una nuova attività tramite un SRL di un ex dipendente legata fittiziamente alla madre dell'imprenditore fallito, amministratore di fatto della società. Un modus operandi per eludere gli inquirenti che evidentemente tramite indagini della Procura Lametina hanno scoperto la truffa. Così la Guardia di Finanza di Lamezia ha arrestato e posto ai domiciliari l'imprenditore di 50 anni, già titolare di un'azienda operante nel settore fabbricazione di infissi, eseguendo contestualmente il sequestro di beni per oltre 1.200.000 euro. L'arresto è effettuato su disposizione del GIP che ha accolto la richiesta della Procura Lametina. Secondo i primi accertamenti la ditta avrebbe occultato rimanenze di magazzino per oltre 700.000 euro. Inoltre è stata disposta anche la sospensione temporanea dell'attività di un professionista, un curatore fallimentare, che avrebbe stipulato dei contratti di locazione degli impianti a canoni irrisori, dando così la possibilità all'imprenditore fallito di riutilizzare in nero l'impianto oggetto di bancarotta fraudolenta. Parliamo di medicina adesso, in aumento le malattie della pelle. Secondo gli esperti è necessaria una rete tra medicina di base, ospedali e territorio. Se ne è discusso a Cetraro. Patologie dall'indice di gravità molto variabile, ma per visibilità e sintomi causa di danni rilevanti alla qualità della vita affettiva, sociale e lavorativa. Sono le malattie allergodermatologiche, patologie di confine che interessano ambiti specialistici diversi, la dermatologia, l'allergologia, la pneumologia. A Cetraro, in una giornata di studio organizzata dagli specialisti Eugenio Provenzano, direttore dell'unità di dermatologia dell'azienda ospedaliera di Cosenza, e Maria Itria Giancotta, allergologa ambulatoriale dell'azienda sanitaria di Cosenza, sono affrontati temi riguardanti questo tipo di malattie che fanno registrare un trend in continuo aumento. Numeri importanti dal punto di vista clinico e socio-economico. La rinite allergica, ad esempio, colpisce il 25% della popolazione generale e spesso viene sottovalutata. L'asma bronchiale, altra patologia presa in considerazione, è gravata da un'alta morbidità e un importante tasso di mortalità. Per gli specialisti intervenuti durante i lavori è fondamentale creare una rete che colleghi la medicina di base, l'ospedale e il territorio, una sinergia utile per creare una migliore collaborazione e trattare al meglio il paziente. L'uso del termine allergia è quasi di moda e spesso se ne abusa. Il convegno ha cercato di dare indicazioni precise sulla reale definizione delle allergie e delle intolleranze. Un esempio? Un semplice prurito può essere una banale reazione irritativa o il segnale di una patologia esistente. Ecco perché è necessario fornire risposte diagnostiche e terapeutiche in maniera congrua e scientifica. I dati statistici spaventano perché queste patologie mettono proprio in evidenza un trend in continuo aumento. Sono patologie molto importanti non soltanto dal punto di vista clinico ma anche socio-economico. Molte malattie dermatologiche con base allergologica, oggi in aumento, derivano dal contatto con allergeni. La dermatite atopica, ad esempio, secondo un'ipotesi, sarebbe dovuta a una minore stimolazione del sistema immunitario causata dall'eccessiva igiene. L'incremento delle malattie allergiche e dermatologiche è frequente nei paesi più industrializzati, più avanzati dal punto di vista economico e sociale. Esaminato anche l'utilizzo dei test diagnostici non approvati dalla comunità scientifica. Molte malattie dermatologiche che hanno una base allergologica sono legati al più frequente contatto con allergeni e per esempio anche una ipotesi per quello che riguarda la dermatite atopica è che c'è un minore contatto con allergeni, quindi una minore stimolazione del sistema immunitario perché ce l'abbiamo troppo, forse eccessivamente in alcuni casi, e quindi il contatto e l'eccessiva igiene
determina quindi nei paesi più industrializzati, quindi più avanzati dal punto di vista economico e sociale, quindi ad un incremento notevole delle malattie allergiche e dermatologiche. La pagina dello spettacolo al Rendano di Cosenza, il concerto di Richard Galliano, fisarmonicista di fama internazionale. Torna a Cosenza Richard Galliano sul palcoscenico del Teatro Rendano, portando con sé virtuosismi possibili e godibili che spaziano dal barocco al classico, attraversando la musette e il tango argentino. La sua fisarmonica incanta la platea che ascolta in devoto silenzio la maestria dell'artista per il quarto appuntamento della stagione concertistica dell'Associazione Maurizio Quintieri. Da Bach a Vivaldi, passando per Mozart per raggiungere Piazzolla e lo stesso Galliano, 15 brani di repertorio per un solista di eccezione che hanno allietato il pubblico cosentino. È la terza volta. La prima volta era con la cantante francese Juliette Gréco, molti anni fa, 30 anni fa. Qualche volta non mi ricordo tutte le cose perché ogni volta sono delle esperienze differenti. Abbiamo lavorato 2 giorni perché il programma è molto largo, da Mozart, Piazzolla alla mia composizione e molte altre cose, anche Bach, Vivaldi, anche, e ci sono ottimi musicisti perché tutti gli stili di musica suonano veramente una maniera eccellente si dice, e molto bella. Richard Galliano, di origini italiane, porta con sé la tradizione del nostro paese e la trasmette attraverso la musica che ripropone e che altro non è che l'incontro fra la tradizione popolare italiana e quella francese. Adesso le previsioni del tempo. Il vortice di bassa pressione che ha causato il brusco calo delle temperature e il peggioramento di stampo invernale nella giornata di lunedì ha ormai raggiunto i Balcani. Nelle prossime ore, infatti, l'aumento della pressione, favorito dall'avvicinarsi di un promotore anticiclonico, porterà a un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, anche se le temperature resteranno al di sotto delle medie stagionali di alcuni gradi. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata possibili coperture a causa del passaggio di nubi alte stratificate, temperature in leggero rialzo. Domani mari poco mossi con venti deboli dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e deboli di direzione variabile sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.